A tutti voi buonasera e bentrovati a questa nuova puntata di Elettroshock. Quando da bambini ci veniva chiesto che cosa vuoi fare da grande, in tanti rispondevamo, non so, la ballerina, il medico, la veterinaria, il giornalista, l'astronauta. Ancora oggi tanti bambini rispondono così, questo è verissimo. C'è stato un periodo in cui andavano di moda i calciatori, le veline. E adesso cosa succede? Che tante volte quando a bambini o ragazzini si pone la stessa domanda, per risponderti ti guardano dritto negli occhi e dicono l'influencer. E si fa presto a dire influencer perché dietro a questa espressione si nascondono tanti ruoli diversi, tante figure professionali diverse. Attenzione, non stiamo parlando delle professioni del domani, stiamo parlando di professioni che esistono già oggi e che hanno fatto la fortuna di tantissime persone. Peraltro scopriremo anche nella nostra regione, perché spesso si pensa ai personaggi più famosi, molti dei quali magari gravitano attorno a Milano, ce ne sono tanti altri, alcuni dei quali operano e anche con successo nel nostro territorio. A volte si fa un po' fatica a spiegare alle generazioni passate in che cosa consistano queste nuove professioni. Beh, ci faremo aiutare dai diretti protagonisti che immagino più di qualche volta si siano sentiti dire ma tu esattamente che cosa fai, di che cosa ti occupi? Li abbiamo chiamati protagonisti digitali e sono appunto storie di influencer, usiamo questa espressione in senso generale, quelle che racconteremo in questa puntata di Elettroshock. E allora vado a presentarvi subito gli ospiti che saranno con noi in studio. Comincio subito qui accanto a me da Claudio Melchior, che è professore di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università di Udine, insomma che ci aiuterà a capire meglio questo mondo, come funziona e come è composto. Saluto poi Chiara Marchi, per tutti Miss Claire. Buonasera, grazie per essere con noi, food and travel blogger. E allora per descrivere i nostri protagonisti abbiamo bisogno di alcuni numeri che sono fondamentali in questo settore e chiedo a tutti di correggermi se sbaglio perché sono peraltro numeri per loro fortuna in continuo aggiornamento. 13.000 follower su Instagram. Esatto. Ci siamo. 76.000 su Facebook. Credo di sì. Benissimo. E poi un 200.000 lettori sul blog. C'è anche questo. La parte del blog. C'è anche il blog che diventa un'altra componente fondamentale per farsi conoscere, per far conoscere, insomma, tanti ambiti, tanti settori, tante curiosità. E poi saluto presente in studio con noi Giulio Tedesco. Buonasera. Buonasera. È quello che si definisce un gamer. Sì, esatto. Nome d'arte? Super Gashbel. Ed è così che lo trovate nel suo canale YouTube, dove gli iscritti sono 776.000, sì. corretto? Sì. 29.000 invece su Twitch. Sì. Quante parole difficili oggi. Twitch, per dirlo banalmente, è il canale YouTube dei gamer? Qualcosa per le possiamo live, definirlo quindi così? in diretta. Ecco, un appuntamento ogni sera, Esatto. se non erro, sì. su Twitch, e anche qui, insomma, seguitissimo. Ci saranno poi dei contributi, dei collegamenti in diretta, ci facciamo aiutare come sempre da Skype in questo senso, e nella prima parte ci collegheremo con Elena Strizzolo, che vedo già inquadrata. Buonasera Elena. Ciao. Nome d'arte? Buonasera. Nome d'arte? Ellen Rock. Che Ellen è Rock. una rock DJ, giusto? Esatto. Oh. DJ, speaker, presentatrice, eventi, sì. Un po' di tutto, poi avremo modo di raccontarlo. E qui siamo a 23.000 follower su Facebook, è corretto? Allora, la pagina Facebook conta 25.000 e qualcosa, Instagram 35.000 se non sbaglio, insomma, più o meno. Insomma, sono questi numeri importanti. Nel corso, allora, di questa puntata andremo a conoscere meglio questi personaggi e cercheremo di raccontare questo mondo che, insomma, desta sempre più curiosità. Io partirei da Claudio Melchior, perché, dicevo prima, a volte è un po' difficile
difficile far comprendere questo mondo alle generazioni passate. Non stiamo parlando di persone anziane, naturalmente, stiamo parlando anche di persone più giovani che però sono cresciute in un clima, diciamo così, diverso. Forse a volte nei confronti di questo mondo ci sono un po' di pregiudizi, probabilmente ci sono tanti luoghi comuni. Facevo riferimento prima a Chiara Ferragni, che insomma sicuramente tra le influencer più note, anche più seguite di questo paese. Ci sono state per esempio tantissime polemiche di recente quando si è saputo che il Presidente del Consiglio aveva chiesto a Chiara Ferragni e al marito in qualche maniera di fare da testimonial per convincere o comunque sensibilizzare i giovani ad atteggiamenti diciamo responsabili per quanto riguarda il Covid. E allora, che cos'è questo mondo? Che cosa rappresenta? Come possiamo presentarlo a chi è ancora lontano dagli influencer? È un mondo nuovo, però al tempo stesso è un mondo molto simile a quello che c'era in precedenza. In fondo tutti questi influencer non fanno altro che raccogliere una forma di fiducia, una relazionalità sociale, cioè raccolgono gli amici delle persone che li seguono e dopodiché quando ce la fanno, quando sono bravi, quando insistono, quando riescono a monetizzare, riescono semplicemente a utilizzare i propri canali come una forma di comunicazione pubblicitaria. Cioè alla fine stiamo parlando di questo. Io ho fatto il pubblicitario, mi ricordo che negli anni 90 ero a Milano e noi avevamo una grande frontiera all'epoca che era il direct marketing, che consisteva nel mandare le lettere a casa della gente, quindi c'era un sacco di mercato incredibile di questi indirizzi, eccetera. Il problema era, si capiva già all'epoca che più andavi a focalizzare la pubblicità e il tuo messaggio vicino alle persone che avevi di fronte e più funzionava quella cosa lì, no? Rispetto alla televisione, rispetto agli spot grandi. Ecco, loro hanno in mano un mezzo che gli permette di parlare a tante persone e questo ormai è economia. Poi riuscire ad averlo in mano il mezzo, riuscire a farlo monetizzare sono due cose molto difficili, ma questo è un altro discorso. E questo ce lo faremo poi insomma anche raccontare dai nostri protagonisti. E allora inizierei a questo punto da Chiara per entrare un po' nel vivo, poi ci faremo aiutare anche un po' dalle immagini. Partiamo dalla domanda più banale: di che cosa ti occupi esattamente? Allora, parlo di 3 macro categorie. Allora, io parlo delle eccellenze del territorio della Mitteleuropa. Legato a questo territorio, appunto, che comprende nel mio blog la Slovenia, la Croazia, la Serbia, il nord-est Italia, e parlo delle eccellenze del territorio in 3 macro categorie, in quello che è il food and beverage, l'esperienza di viaggio e l'artigianato. Ho deciso di parlare di questo territorio, io sono triestina, un po' 6 anni fa ho mollato il posto fisso, un po' alla Checco Zalone, perché avevo aperto una pagina Facebook che nel tempo aveva preso diversi follower. Quando avevo visto che avevo una fanbase molto importante, ho deciso di parlare di quello che era il mio territorio, in quello che bene o male mi piaceva e in quello che avevo più o meno un'esperienza, perché nel lavoro precedente io ho lavorato 13 anni nel settore del caffè, per cui avevo già lavorato nel settore Horeca, con i ristoranti, gli hotel di nicchia. E così ho deciso di sviluppare questo per portare alla luce a quelli che erano i miei lettori appunto le eccellenze che mi circondano. Quando si capisce che la cosa funziona? Dicevamo prima dei numeri che insomma sono sempre importanti. Allora, i numeri sono importanti ma li prendiamo con le pinze, perché fino a poco tempo fa diciamo che le agenzie di comunicazione, le aziende guardavano molto i numeri, era molto importante quanti follower hai, no? Questa è la domanda. Oggi è quanto questi convertono, cioè vale a dire quanti dei tuoi follower, di quelli che osservano quello che stai facendo, vanno a copiarti l'esperienza, cioè a prendere spunto. Per cui non è importante quanti ce ne hai, ma come sono targetizzati, quanta fiducia, appunto, come diceva poc'anzi il professore, hanno nei tuoi confronti. E per cui per me è stato, devo dire la verità, quando io ho incominciato, ho aperto dalla pagina Facebook, che è nato tutto da lì, ho deciso 6 anni fa di aprire il blog e la pagina di Instagram. E ho incominciato a parlare di quello che mi piaceva, però ovviamente, io vi dico secondo la mia esperienza cosa facevo, andavo nei bar, andavo nei ristoranti che io selezionavo negli hotel e che ovviamente rispecchiavano il mio gusto,
e gli chiedevo a loro cortesemente di avere un'ospitalità gratuita in cambio di un publiredazionale, per cui andavo accompagnata con un fotografo con cui collaboravo, scrivevo l'articolo. Io tra l'altro sono dislessica e disgrafica, per cui scrivere degli articoli era veramente divertente. Sì che ho sempre voluto cercare di fare un contenuto di qualità, facendo rivedere questi testi da una giornalista. Parlo l'inglese ma li facevo tradurre ho sempre fatto tradurre da una traduttrice in doppia lingua. E chiedevo la possibilità appunto di essere ospite loro, insieme a appunto chi mi accompagnava al fotografo, in cambio di un contenuto multimediale per loro. E questo io però all'inizio non richiedevo una fee, non richiedevo del denaro, perché non sapevo se effettivamente questo poi avrebbe portato a loro una pubblicità, avrebbe portato dei clienti. Essendo una persona corretta non mi sentivo di chiedere dei soldi. È risultato appunto la domanda, quando ho incominciato a capire che poteva essere monetizzato, dopo 9 mesi dall'apertura del blog, un cliente a cui avevo fatto un articolo di un ristorante in Slovenia mi disse: Chiara, in un mese sono arrivate 30 persone che mi hanno detto che hanno letto l'articolo sul tuo sito internet e nessun altro media, nessun altro canale mi ha dato un risponso così, perché io sono solito chiedere ai miei clienti come mai sono arrivati a conoscere me. E lui mi ha detto: dimmi quanto costa il tuo servizio, io sono disposto a pagarti quello che tu mi chiedi, perché per me è una pubblicità importante. E da lì ho capito che funzionava e da lì ho capito che avrei potuto chiedere dei soldi. Oh, poi ci faremo raccontare altro ancora. Per presentare Giulio chiederei aiuto alla regia. Pregherei di mandare in onda un video che credo sia il modo più immediato ed efficace per entrare nel suo mondo. Vediamo se la regia lo manda in onda. In questo video continueremo la serie su LSPDFR. In questo episodio risponderemo ad alcune chiamate interessanti che provengono dalla centrale di Sandy Shores. Ci troviamo infatti qui. Che cosa vuole questo? Sì, calma, stavo cercando di fare l'intro. Adesso puoi passare, vai. Quindi, come stavo dicendo, rispondiamo ad alcune chiamate. Facciamo una giornata tranquilla di lavoro interessanti. Ad esempio, vediamo che cosa ci comunica la centrale. Allacciamoci le cinture intanto. Ok, abbiamo un veicolo, un camper con la targa 49WJI 141. A quanto pare c'è qualche problema, vediamo che cosa. Ok, allora il sospetto ha sentito la mia sirena e sta scappando teoricamente. Poi alla fine ha un camper, quindi non so quanto riesca a scappare. Però non so per quale motivo è ricercato, ma la centrale ci ha detto di fermare questo tizio, quindi adesso è quello che dovremmo fare. Passiamo qua attraverso, vediamo di che cosa si tratta. Ok, vedo un veicolo. C'è un veicolo che probabilmente appartiene al sospetto, ci sono 2 persone, un conducente e... Allora rientriamo in studio, mentre continuiamo a vedere le immagini, pregherei Giulio di commentarci, di farci la cronaca in diretta di quello che stiamo vedendo. Sì, allora questo si chiama LSPDFR, ma è un nome complicato per una modifica del gioco che ti permette di diventare un poliziotto. Quindi questo GTA, io faccio solamente un videogioco solo che si chiama GTA Grand Theft Auto, ed è un gioco talmente vasto che modificandolo ti permette di fare qualunque cosa tu decida di fare, il poliziotto o vari lavori, ed è quello su cui mi sono specializzato, modificarlo in modo da creare delle storie, delle narrazioni e poter lavorare nei vari, insomma, fare qualunque lavoro come se fosse la realtà. Quindi sì, prendo il videogioco e cerco di replicare la realtà il più possibile. E come avviene l'interazione allora con chi ti segue? Ci sono 2 tipi di video: il video pubblicato, che è quello che faccio su YouTube, in pratica prendo il video, lo registro da solo, lo edito e poi lo carico insomma su YouTube. E poi c'è il metodo Twitch, che sarebbe in diretta, quindi con gli spettatori che possono commentare direttamente quello che faccio e posso modificare il gioco in base alle esigenze o le richieste delle persone in diretta. Noi di solito siamo abituati a vederli da una prospettiva diversa. Ci sono tantissimi ragazzi, ma non solo ragazzi, perché ci sono anche tanti adulti che trascorrono il loro tempo, per qualcuno in maniera incomprensibile, no? Davanti a un computer a seguire altre persone che in quel momento stanno giocando e che riescono, oltre appunto a giocare, anche a raccontare in diretta quello che stanno facendo in quel momento. Fino a poco tempo fa
fa una cosa di questo tipo, cioè pensare che ci fossero tantissime persone a collegarsi semplicemente per guardare qualcun altro giocare, boh, sembrava probabilmente qualcosa di impossibile. Eppure oggi siete in tanti, siete conosciuti, insomma per qualcuno siete degli idoli veramente, qui non è più solo questione di influencer. Sì, è vero, è il fatto di seguire un'altra persona per vederlo giocare è particolare, ma ad esempio nel mio caso ciò che faccio nei miei video è difficile replicarlo nella realtà perché bisogna avere un PC abbastanza potente, quindi un computer da gaming e bisogna anche saperci smanettare abbastanza. E poi quello che creo io appunto è una specie di soap opera alla fine dentro il videogioco, quindi anche quello che intrattiene, come andrà a finire per il personaggio che interpreto, cosa succederà, e tutte queste cose qua, le domande che la gente appunto vuole sentire. E poi tutti lì, insomma, incollati davanti al monitor per capire appunto come quell'avventura andrà a finire. Allora, adesso ci fermiamo, facciamo una pausa per la pubblicità, poi arriva il momento del rock, Elena è avvertita, tra pochissimo. Protagonisti digitali, il titolo della puntata di questa sera di Elettroshock. Stiamo raccontando, anzi ci stiamo facendo raccontare dai diretti protagonisti queste storie di persone che hanno trovato la loro strada grazie al digitale. Allora, abbiamo sentito le prime storie nella prima parte della trasmissione, adesso tramite Skype ci colleghiamo nuovamente con Ellen Rock per farci raccontare la sua storia. Beh, il punto di partenza mi pare evidente, una passione per la musica che però si è trasformata in qualcosa di diverso. C'è chi si limita, diciamo così, ad ascoltare e chi poi invece si inventa qualcosa di diverso. Allora raccontiamo dove sei arrivata, ma anche qual è stato il punto di partenza. Allora, diciamo che io mi sono sempre divisa tra il mio primo lavoro, che è il lavoro di segretaria, e i lavori agli eventi, da hostess alla speaker, presentatrice, ma ho sempre avuto appunto questa grandissima passione verso la musica rock. Al che ho detto quasi quasi mi prendo una console e diciamo intraprendo pian piano, passo passo, anche il percorso, comunque chiaramente collegandomi sempre sul percorso di musica rock, anche per quanto concerne il ruolo della DJ, diciamo. E quindi doveva partire proprio in piena questo progetto Fuochi d'artificio a marzo dell'anno scorso, in cui la prima esibizione che avrei dovuto tenere sarebbe stata proprio durante un motoraduno, al che imminente arriva il coronavirus e l'evento è stato annullato e quindi ho detto come posso ingegnarmi da casa, perché comunque alla fine eravamo tutti in lockdown. Ho detto io ho la pagina pubblica su Facebook, che cosa posso fare? E quindi mi sono, diciamo, inventata questo format, questa pagina Ellen Rock, direttamente qui proprio da casa mia, dalla mia camera. Infatti come potete vedere, ecco, questo è il mio logo, questa è la mia nicchia di felicità, proprio è partito tutto da qui. Ho iniziato a creare appunto questo format che si chiama Quarantena in Rock e ho ottenuto 9 dirette che hanno avuto veramente un sacco di successo proprio a livello internazionale. Infatti per me è stata un'enorme, sì, diciamo soddisfazione, nel senso che chiaramente adesso purtroppo all'attivo gli eventi sono ancora tutti bloccati, quindi cerchiamo insomma di reinventarci come si può. Sicuramente il momento più emozionante di questo percorso è stato sabato 16 maggio 2020, nel quale mi sono esibita come unica DJ internazionale al primo festival femminile online nella storia della musica, proprio un festival che si è tenuto su piattaforma virtuale che si chiama Online Female Fest, e quella è stata proprio l'esperienza. È stata un'esperienza incredibile, veramente. Ecco, prima chiedevo in studio quando è che ci si rende conto di aver ottenuto un primo risultato, un primo successo. Per te è stato quello il momento?
Sì, diciamo che quello lì sicuramente è stato il salto, nel senso che la cosa interessante è che io comunque proprio come DJ non mi ero ancora mai esibita in pubblico, nel senso che ho detto ho fatto questo evento a livello virtuale visto comunque da così tantissima gente, qualora non mi ero ancora mai esibita in pubblico. Dopo per fortuna verso luglio-agosto ci sono stati poi i primi eventi perché pian piano hanno, diciamo tra virgolette, riaperto e quindi ho iniziato le esibizioni dal vivo, dopo appunto hanno richiuso tutto e adesso siamo in attesa di ripartire con gli eventi dal vivo, ecco. Beh, insomma, nel Qui, frattempo ecco, c'è una vetrina questa che avete passato alternativa. adesso è stata la mia prima esibizione proprio dal vivo, che mi trovavo a Fusi Rock, è stato un festival di 3 giorni, il quale l'ho anche appunto presentato e l'ultima serata mi sono esibita. Ma tutto questo come convive con il lavoro di segretaria? Beh, diciamo che la cosa bella è che riesco comunque a dividermi tra una tipologia di lavoro classico e il coltivare questa mia passione per cercare poi in futuro pian piano di trasformarla sempre di più in un lavoro vero e proprio. Ecco, l'obiettivo è Anche diciamo un quello. po' per sorta di riconoscimento, anche sì, proprio una sorta di riconoscimento veramente che porto nel cuore verso insomma la figura che è mio papà, che mi ha trasmesso questa immensa passione che ho proprio coltivato negli anni. Ecco, dicevo, l'obiettivo è quello di far sì che questa passione diventi la professione principale? Sì, sì, assolutamente sì. E allora torniamo in studio, chiedo a Claudio Melchior un po' di commentare insieme quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo ascoltato finora, perché alla fine qua da tentativi o prima ancora da una passione e comunque da un esperimento è nato quello che abbiamo sentito, quello che ci stanno raccontando. Beh, credo che debba nascere per forza come una forma di esperimento, perché è una di quelle cose che non si può pianificare più di tanto a tavolino, no? A meno che uno non sia un genio di marketing che va a inventarsi la nicchia a cui nessuno ha ancora pensato. Cioè qua bisogna provare, bisogna mettersi alla prova, bisogna lavorare parecchio, perché ognuno avrà le sue dinamiche, però in realtà non è per niente semplice né dal punto di vista quantitativo né dal punto di vista qualitativo. Insomma, io potrei produrre una montagna di migliaia di ore che non interessano a nessuno e produrre delle ore di contenuti di qualsiasi tipo, che siano video, che siano cose scritte, recensioni, quel che è faticoso, è un lavoro complicato, ci vuole una grande costanza e penso che per un bel po' di tempo di solito non sia neanche molto remunerativo e divertente, per cui c'è anche questo da dire. Allora la domanda successiva è, sicuramente in tanti ci provano, poi sono in pochi quelli che ci riescono. Che cosa fa davvero la differenza? Boh, a parte la variabile fortuna che forse rientra in qualsiasi cosa al mondo, credo la costanza, cioè quello alla fine credo che sia il valore principale. Tutti prendono in giro la Ferragni, no? Perché farebbe un lavoro che sostanzialmente non è un lavoro, insomma, no? Ma in questo specifico momento mostrare suo marito e suo figlio all'interno di tutta una serie di dinamiche, però in realtà la Ferragni viene da una storia lunghissima, che è ancora precedente all'esistenza di YouTube, aveva il suo blog in anni incredibili in cui lei aveva 2 anni, sto scherzando, sto esagerando, ma era giovanissima. Sì. E la costanza che c'è stata, poi il lavoro di marketing che c'è stato grazie al fidanzato che aveva all'epoca e tutta una serie di dinamiche fanno sì che quella cosa da un lato sì, è anche casuale, nessuno poteva prevederla prima, ma dall'altro non si può parlare di una cosa semplice da mettere in piedi. Poi è chiaro che una volta che ci sono gli esempi, le persone giustamente, ok, hanno un altro meccanismo, dicono adesso ci provo. In questo, negli ultimi 10 anni, il mondo è cambiato, insomma adesso non è più una novità assoluta, è una cosa che esiste e si sta ramificando sempre di più, perché va sempre più nelle nicchie e nei dettagli del mercato.
E questo è un altro aspetto molto interessante. Allora, tornando alla nostra Chiara Ferragni, dicevo prima, Chiara, che questo è un tipo di lavoro che non si fa solo a Milano, si può intraprendere questo tipo di percorso ed arrivare a risultati importanti e gratificanti anche qui, e in questo senso tu sei insomma un esempio abbastanza significativo. Grazie. No, mi riallaccio sempre al discorso appunto del professore in cui lui diceva effettivamente quando io per esempio poi ho cominciato all'inizio ho detto apro questo blog e parlo di, al momento era Trieste, no? Però volendo parlare di eccellenze, non che Trieste non ce ne abbia, per l'amor del cielo, però dovevo pensare a qualcosa poi che mi portasse nel tempo e avevo fatto effettivamente un'indagine di mercato e sul Friuli Venezia Giulia, sulla Mitteleuropa ancora non esisteva una figura di blogger che parlasse di queste eccellenze, queste 3 macro categorie. Allora ho detto va bene, c'è lo spazio. I pro e contro di essere precursori di un territorio e di qualcosa, perché da un lato è che potrebbe essere, ma non è sempre così, che chi incomincia per prima può essere avvantaggiato, no, rispetto a quelli che arrivano dopo. Tante volte mi dicono, sì, vabbè Chiara, per questo tu sei la numero 1 nel tuo territorio. E allora io tante volte dico, sì, vabbè, ti piace vincere facile, no? Nel senso, quando giochi da solo, che poi non è vero che gioco da sola, magari ho incominciato prima. Dall'altro punto di vista, effettivamente la domanda qual era? Mi sono persa. Perdonami. Il fatto che si può essere influencer di sì, nel successo territorio. anche in questo È territorio. giusto, perdonami. Sì, io comincio sempre da Adamo ed Eva, mi raggancio ai discorsi, sono un po' prolissa, Dio non mi ha dato il dono della sintesi, ma per arrivare che c'erano i pro e contro di incominciare in questo territorio, tant'è che quando io mi sono presentata, quando mi presentai le prime volte da ristoratori, albergatori, enti del turismo no, però dicevo faccio la blogger e mi guardavano e dicevano significa? E dicevo una specie di magazine che va online dove io faccio delle fotografie, scrivo quella che è della mia esperienza e io devo pagare per questo, è un lavoro, ci metto del tempo, io investo, pago un fotografo, una giornalista, un traduttore e porterà dei risultati, per cui effettivamente il primo periodo riuscire a spaccare il ghiaccio in un mercato, e parlo specificatamente del Friuli Venezia Giulia perché magari in Croazia, in Slovenia, in Austria erano già più pronti, in Friuli Venezia Giulia erano ancora un po' ostici. Per cui insomma non è stato sempre tutto semplicissimo. Questo per dire che sicuramente la fortuna, come in ogni cosa, è una componente importante, ma c'è uno studio prima, un grande impegno poi, c'è comunque la concorrenza con la quale bisogna confrontarsi e quindi non è semplice. Non è semplice. La mia fortuna, allora, per quello che io dico, ho tantissima strada ancora da fare, sono veramente un non nulla. E c'è tanto ancora da fare, tanto da imparare, però effettivamente non è stato semplicissimo per questo e trovo ancora ogni tanto delle difficoltà. È un discorso forse un po' troppo lungo da affrontare in pochi minuti. Insomma, però comunque, questo anche per dire che le cose non sono così semplici come potrebbero sembrare a prima vista, insomma c'è molto lavoro dietro e che forse sì, c'è un primo punto d'arrivo, ma ci sono sempre nuovi obiettivi da raggiungere. in continuazione, anche perché poi comunque i social cambiano algoritmi, per cui devi comunque rimanere sul passo su quello che è appunto i nuovi trend, i nuovi video, cosa lancia fuori Instagram, cosa manda fuori Facebook, miglioramenti su un concetto di fotografie, di video, di contenuti ed è in continua evoluzione. Quello che vede l'utente ovviamente è la parte finale, cioè la punta dell'iceberg. Tutto sommato se io penso a le ore di lavoro che faccio adesso rispetto alle ore di lavoro che facevo prima, che erano le consuete 8 ore al giorno, magari 10, ecco, ne facevo un po' di più, e la media mia ogni mattina mi sveglio alle 5:30 del mattino e vado a dormire alle 9:30 di sera, lavoro 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Quando non faccio delle stories
ho comunque pubblico da casa, lo chiamo io, un po' come questa sera, che mi scrive: Chiara, tutto bene, stai bene? Allora devo comunicare prima. Ragazzi, scusate, mi sono impegnatissimo, ho degli appuntamenti. Non si può sparire, non si può sparire. Sono guai. carinissimi, ormai è una famiglia, come si dice. Ce lo dicono in tanti influencer e pare una stupidaggine questa cosa, no? Però effettivamente quando lo vivi in prima persona ti rendi conto che c'è dell'affetto e imparano a conoscerti, ed è incredibile perché imparano a conoscerti nella tua espressività, capiscono se tu hai la giornata negativa da un qualcosa, ti scrivono come va, come non hai sfuggono. bisogno. Sono carinissimi, devo dire la verità. Vedo Giulio annuire. Sì, entrambe le cose che hanno detto non posso fare altro che annuire, perché sia il discorso, io ad esempio rispondendo alla domanda sono l'esempio migliore del mio lavoro si può fare ovunque, l'unica cosa di cui ho bisogno è una connessione internet, qui a Udine siamo ben forniti, quindi proprio non ho nessun limite. Per quanto riguarda il resto, costanza era la cosa che volevo portare qui. Io ho aperto il canale nel 2008, avevo 12 anni, adesso ne ho 24 e praticamente a parte 1 o 2 anni di pausa non ho mai smesso di fare video proprio perché l'ho presa come una passione. Poi negli ultimi 4 anni è diventata un lavoro, ma prima era quello. E tanti quando non vedono i risultati per 8 anni si demoralizzano e smettono, ma in realtà il succo è quello di proprio la costanza e continuare a, insomma, portare avanti la propria passione. Ecco, dopo la pubblicità ci faremo raccontare da Giulio come si arriva a monetizzare, visto che insomma ci hai raccontato del tuo grande impegno e di questa passione che è diventata lavoro, ci aiuterai a conoscere meglio questi meccanismi. Prima di andare in pubblicità dobbiamo salutare anche Elena, alla quale chiediamo però il prossimo impegno, il prossimo appuntamento, in attesa naturalmente tutti quanti che si possa tornare al più presto alla normalità, però nel frattempo bisogna inventarsi qualcosa di alternativo. Esatto, è quello che proprio ci auguriamo tutti noi del nostro settore. Io nel mio posso sicuramente assicurare alle persone che mi seguono che mi sto riformulando giorno dopo giorno sempre con nuove idee, vediamo adesso un attimino come fare con nuovi format, c'è anche il canale YouTube che sta un attimino adesso partendo, però anche quello piano piano. Comunque chi avesse piacere di seguirmi, pagine pubbliche Ellen Rock sia su Facebook che su Instagram. Comunque apro e chiudo parentesi, il momento veramente più emozionante da quando ho aperto la pagina è stato proprio partire con queste dirette durante il lockdown e superare le 500.000 visualizzazioni, le persone che mi scrivevano non solo dall'Italia ma anche dall'estero ringraziandomi di essere vicino alla gente a casa. Cioè alla fine io dico, al di là del farlo per lavoro, per me è veramente proprio una passione che mi viene dal cuore. Cioè per me la musica rock è veramente non solo musica ma proprio uno stile di vita, e quindi poter essere accanto alle persone a casa in questo momento così difficile attraverso la musica rock per me e questo è il mio impegno, ecco, su questo. Beh, di sicuro grinta ed energia non mancano, e allora in bocca al lupo per le prossime sfide, ci rivedremo presto. Grazie anche ad Elena. Grazie. Ci vediamo Ciao, tra grazie pochissimo. a voi, ciao. Dopo la pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in studio con Elettroshock, continua il nostro viaggio alla scoperta delle storie di quelli che abbiamo definito protagonisti digitali. E allora, abbiamo raccontato le prime storie, adesso abbiamo un altro collegamento, un'altra storia da raccontarvi. Collegata con noi tramite Skype c'è Jessica Zufferli, ecco, la vediamo qui inquadrata. Grazie Jessica per aver risposto al nostro invito. Allora, fotografa e content creator, è giusta la definizione? 23.000 follower su Instagram, perché insomma abbiamo capito che in questo settore è importante dare questo tipo di indicazioni, e poi un sito di riferimento che è appunto jessicazufferli.it. Qual è esattamente la tua professione? Partiamo da qui. Allora, io sono una fotografa e una content creator, che è una professione nata con l'avvento del mondo digitale di base, che consiste nella creazione di contenuti testuali fotografici per il web.
mi sono formata a livello universitario e mi sono laureata in editoria e giornalismo e ho proseguito poi la mia strada da sola, aprendomi attività e quindi facendolo alla fine autonomamente. E io sono stata invitata qui come esponente un po' del contesto digitale. C'è da dire che all'interno della mia professione i social sono un elemento molto importante perché mi consentono alla fine, come il sito web, di esprimere un po' i miei lavori, quello che faccio e quello che sono, soprattutto. E diciamo che negli ultimi anni questo mi ha consentito di attirare l'attenzione anche di diversi brand. Ecco, allora E- intanto vediamo scorrere alcune immagini. Tra gli scatti che abbiamo visto, se non sbaglio, ci sono anche scatti che ritraggono te, se non ho visto sì, male. Ecco, sì, allora sì. raccontaci un po' anche questo rapporto con i social e poi soprattutto questo rapporto con i brand, come dicevi tu. Che opportunità ci sono per chi fa il tuo mestiere e lo fa in questo particolare contesto? Allora, io ho trovato nei social network uno strumento molto utile e un'occasione soprattutto per far conoscere a molte più persone quelli che sono i miei lavori, una vera e propria vetrina di fatto. Quando mi sono iscritta io ai social network, in questo caso stiamo vedendo Instagram, avevo 15 anni, mi stavo formando un'identità, sviscerando insomma passioni e speranze e alla fine crescendo e lavorando tanto, impegnandomi in quelle che sono le mie passioni da sempre, che sono la scrittura e la fotografia in diversi contesti, ho ottenuto quella che è la visibilità che ora mi permette di lavorare anche molto di più. È vero che nei miei social parlo molto di me, mostro anche molto la mia immagine, ma è anche perché le persone che di base mi seguono sono interessate un po' a questo percorso che ho fatto in questi anni, che parla un po' della crescita sia professionale, ma soprattutto quella personale. Sappiamo che gli influencer lavorano offrendo la propria visibilità e la capacità di coinvolgere le persone che li seguono e diventano un po' dei moderni, diciamo, cartelloni pubblicitari, mi piace chiamarli. Le persone però si affezionano di più ai profili che parlano di storie di vita, che sono costellate di esperienze, viaggi, rapporti. E questi social con questo livello di coinvolgimento diventano dei potenti strumenti di marketing. Anch'io offro con la visibilità chiaramente a dei brand che sono interessati al mio profilo, ai miei gusti e al mio modo di raccontare la mia visibilità, ma metto a disposizione anche tutto il mio sapere, la creatività e ovviamente anche il prodotto di tutti i miei studi in marketing e giornalismo. Mi spiace semplicemente che l'influencer abbia una connotazione negativa perché non vuol dire offrire la propria visibilità senza metterci un po' di intelligenza. Io stessa, di base, quando i brand mi contattano per fare delle collaborazioni, io accetto semplicemente quelli che rispettano un po' la mia personalità e il mio gusto. Ho collaborato con molti ristoranti, hotel, resort, partendo dal Friuli e poi arrivando anche dall'altra parte del mondo. Ho attirato anche l'attenzione di brand che trattavano abbigliamento, prodotti di bellezza, arredamento e, sono state tutte parti della mia esperienza personale molto, molto importanti perché mi hanno cresciuta di base, mi hanno creato un po' di gusto e di estetica.
Allora Jessica, ti E chiedo di restare ancora in nostra compagnia, poi torneremo da te. Abbiamo qualche altra storia da raccontare, ad esempio quella di Riccardo Gianni Trapani, docente di matematica e fisica al liceo Marinelli di Udine, molto attivo su Twitter. C'è poi un sito dove raccoglie le sue passioni, le sue riflessioni, dove racconta anche i momenti no, perché insomma ci sono dei momenti no per tutti. Ha il proprio sito che si chiama Il Prof Bicromatico, peraltro su Twitter lo seguono tra gli altri Fiorello e Daria Bignardi. Allora andiamo a sentire che cosa ci ha raccontato. Come ho fatto ad avere così tanti follower su Twitter? Sinceramente la risposta onesta è non ne ho la più pallida idea. Le dinamiche di un social network sono abbastanza complesse, da un punto di vista matematico è un argomento molto interessante e per deformazione professionale me ne sono anche occupato in passato. Però perché alcuni diciamo, profili tutto sommato marginali come il mio acquistino in qualche modo massa, no, di followers, mentre altri che sarebbero anche molto più interessanti rimangano un po' nell'anonimato, questo è un problema abbastanza, così come dicevo, complesso da capire. Sicuramente il tempo aiuta, io uso Twitter da molti anni, sono stato uno dei primi utenti italiani all'inizio, quando ancora non si trovava quasi nessuno in lingua italiana appunto a twittare, quindi sono più di 12 anni che sono su Twitter. Ho sempre usato questa piattaforma con lo spirito di un microblogging, quindi l'idea di usarla per esprimere i miei piccoli pensieri personali, quando ancora c'erano per esempio 140 caratteri, non 280 come adesso, o condividere cose interessanti che trovo in rete. Questo è più o meno lo spirito che mantengo ancora adesso. Più che altro così, se faccio una foto piuttosto che mi viene in mente un'idea, piuttosto un pensiero, e negli ultimi anni anche relativamente diciamo, alla mia professione di insegnante, quindi un problema che voglio sottoporre alle mie classi o ultimamente una video lezione, ecco che Twitter diventa un po' la cassa di risonanza per questo. I post che scrivevo sul blog fino a qualche tempo fa, le mie lettere agli studenti e alle studentesse, quindi una sorta di amplificatore degli altri strumenti che usavo e uso abitualmente, il canale YouTube, il blog e quant'altro. La parola social network, tra l'altro, non è che mi entusiasmi. Diciamo che io ho dei profili pubblici e quindi l'essere un insegnante che si espone pubblicamente anche al di fuori dell'aula non credo che cambi nulla nell'autorevolezza, ma sicuramente crea un legame più forte, questo sì. Un docente peraltro amatissimo dagli studenti, ha scritto anche un libro intitolato Un labirinto incerto, appunti per una poetica della matematica. Jessica, lo conosci il professor Gianni Trapani? sì, ho frequentato lo stesso liceo in cui insegna. Ah, È da ecco. anni che lo seguo anch'io in modo molto piacevole e lo trovo veramente molto interessante anche come personalità. Ecco, insomma, ci piaceva raccontare anche questa storia. Avevamo un conto in sospeso con Giulio, un conto nel senso che la domanda era come si riesce a monetizzare nel vostro settore. Raccontaci un po' i meccanismi che stanno un po' alla base del tuo lavoro. Diciamo che con YouTube, di cui mi occupo io, è forse la piattaforma più facile da monetizzare di tutte le altre, perché c'è la monetizzazione automatica sui video, quindi quando si raggiungono determinate soglie di spettatori e di visualizzazioni totali, YouTube automaticamente ti invia un modulo che puoi compilare, firmare, in cui decide di mettere le pubblicità sui tuoi video. Quindi automaticamente tu, in base ovviamente a quante visualizzazioni ottieni, vieni pagato di conseguenza. Però ovviamente i modi per monetizzare ce ne sono infiniti, quindi ovviamente contatti con i brand, ovviamente pubblicità sui video, ovviamente libri, merchandising, affiliati, tantissimi modi diversi.
Ecco, e poi ci sono le persone che possono decidere di sostenere il loro gamer del cuore, giusto? Sì, Come funziona? ci sono anche gli abbonamenti che ovviamente uno può sottoscrivere al canale o al Twitch con vari prezzi, insomma, in cui si ricevono vari benefici, quindi video in più, dietro le quinte, contenuti speciali e cose del genere. Ecco, con questo si riesce a vivere, cioè di questo si riesce a vivere? Sì, ovviamente dipende dai numeri, purtroppo, ma sì, comunque ovviamente essere, diciamo, entro i top 200-100 creatori ti permette di poterci vivere. Raccontami un po' del rapporto con i tuoi amici, quando hai intrapreso questa strada, eri veramente ragazzino, piccolo, Sì. no? Come ti hanno seguito, come ti hanno sostenuto, se ti hanno sostenuto, come ti vedono oggi poi? Sì, beh, ovviamente io, essendo una persona molto timida, non ho mai detto niente a nessuno per i primi 6 anni, però ovviamente qualcosa è trapelato con i miei amici che inizialmente devo ammettere che erano un po' riluttanti all'idea, quindi c'erano qualche presa in giro e cose del genere, però alla fine è una passione, quindi si continua finché si può e ovviamente lì poi si sono ricreduti pian piano quando nel 2016 il primo video che è andato virale ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni nei primi 2 giorni circa e da lì non ho mai smesso, ho continuato con quello che è sempre piaciuto e sono andato avanti. Il massimo di visualizzazioni che hai raggiunto con un tuo video qual è? Con un video credo sia adesso quasi 3 milioni, 2 milioni e qualcosa, 2 milioni e 8, 6, adesso non ho controllato però il totale sono Beh, 200. ma insomma è un numero credo particolarmente significativo, Sì. ti dà soddisfazione. Certo, sì. E prossimi obiettivi che ti sei posto? Il prossimo obiettivo è 1 milione anche di iscritti, quindi adesso siamo a 776.000 e spero che il milione arrivi nel 2021-2022, insomma. Al di là della soddisfazione, sfondare quota 1 milione cosa cambia? Sostanzialmente nulla, perché il numero di iscritti, come diceva qui la collega, non significa nulla. Alla fine l'importante è quanto le persone ci tengono a te e al tuo canale. L'unica cosa che cambia è per YouTube, che ti dà una targhetta commemorativa oro gigante che può far piacere, insomma, per la carriera. No, certo, che poi viene fotografata e postata perché Esatto. c'è comunque sempre la condivisione con la famiglia, condividi questo Sì. concetto di famiglia allargata, diciamo così, Sì, con sì, chi vi segue. Sì, io, ma anche la mia fidanzata e tante altre persone nella mia cerchia, ne riceviamo tantissimi commenti super positivi dagli Scusami, utenti. la tua fidanzata è una gamer? Sì, adesso sta diventando una gamer anche lei, sì. Oh, ho capito. L'hai contagiata o è L'ho Sì. contagiata, sì. Beh, insomma, immaginiamo che sia peraltro qualcosa anche che assorbe, no? Sì. Oltre al tempo, insomma, anche l'energia, ma non è che rischia di diventare una vita parallela, visto che si parlava prima di un gioco che parla di vita reale. No, la differenza No. è netta, ovviamente le ore che ci si mette, sì, esattamente come diceva qua la Come collega diceva Chiara, tantissime insomma. ore, 7 giorni Sì, su 7. Sì, sì, non c'è mai pausa. Tutto l'anno perché E se appunto... c'è la gente si preoccupa, che fine hai fatto? Ecco, ma dopo quanto lungo deve essere quel silenzio prima che qualcuno appunto bussi e dica che fine hai fatto? Basta semplicemente che un video sia programmato e non esce quel giorno e che fine hai fatto? Si scatena. Beh, insomma, immagino che sia un po' complicato da gestire, però se avete scelto questa strada, credo che anche questa richiesta di presenza sia fondamentale, Sì. assolutamente sì. Peraltro Giulio ha scritto anche un libro, ne parleremo dopo la pubblicità, tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, riparto subito da Claudio Melchior. Abbiamo aggiunto altri ingredienti alla riflessione di questa sera. Riprendo quanto diceva Jessica Zufferli prima. Diceva spiace un po' vedere che ci sia sempre un atteggiamento particolare nei confronti, no, degli influencer, che vengano visti comunque in maniera negativa, come, semplifico ovviamente, come persone che di fatto vendono la propria immagine.
Bah, oddio, io non mi preoccuperei granché. Diciamo che tutte le cose nuove a livello sociale tendenzialmente non piacciono granché. E quindi come tutte le cose nuove, anche questa, bisogna che tutti ci prendano un po' la mano e ci prendano un po' la misura. Detto questo, come avevamo detto prima, è un lavoro complicato da definire lavoro perché non ha degli orari, non ha un capo e ci sono delle dimensioni che sfuggono, però in realtà è molto molto logico e molto molto simile e conseguenziale a quello che è il mondo che stiamo vivendo. Se mi permette una stupidaggine da professore universitario, ci sono dei colleghi sociologi che per descrivere la società che stiamo vivendo hanno inventato la categoria della vetrinizzazione sociale, no? I social ci avrebbero trasformati tutti in delle piccole vetrine in cui noi mostriamo quello che c'è di buono o di brutto, in alcuni casi, insomma, che ci riguarda. E questo riguarda un po' tutti, non riguarda solo loro che hanno delle storie così particolarmente di successo in questo campo e ci lavorano consapevolmente. Riguarda tutti, riguarda me, riguarda la stragrande maggioranza degli utenti. Tutti quelli che hanno degli account ormai, Facebook, Instagram o la qualunque, si ritrovano in una dimensione di questo tipo. E se vuole chiudo dicendo che è proprio cambiata la società, cioè anche il rapporto che abbiamo con i nostri figli, con le vacanze, con come gestiamo la nostra quotidianità, ormai è molto influenzato dal fatto che esistano questi media personali, che non è un grande network che decide di produrre un contenuto, è la singola persona che produce un contenuto. E non mi sembra stranissimo che molto spesso sia più interessante il contenuto della singola persona piuttosto che quello del grande network, che ormai tra l'altro è sempre fatto in serie e quindi è un po' sempre uguale. Ecco, in fondo è anche un po' questo, gli influencer ci mettono la faccia, no? Lo si guarda sempre dalla prospettiva negativa, guardiamolo, no, dall'altra parte della medaglia, questo metterci la faccia. Ci mettono la faccia e la dimensione, prima avevamo detto che cos'è che può fare la differenza tra avere successo o meno, avevamo parlato di fortuna, di costanza, però in realtà mancava forse una variabile che poi è uscita, che è la capacità personale di creare delle relazioni. In fondo se io incontro 100 persone nella mia vita troverò delle persone più simpatiche, delle persone meno simpatiche, delle persone più affascinanti, delle persone che mi incuriosiscono di più. Ecco, loro lavorano con il fatto di poter essere interessanti, di capire come si possono creare delle relazioni, di essere simpatici e questo alla fine si monetizza perché diventa fiducia e rapporto per le persone che hanno voglia di guardarti e quindi si fidano anche quando gli dai un consiglio, quando gli fai vedere qualcosa. E a proposito di questo c'è il tema della credibilità degli influencer, perché se insomma continuano a essere lì, continuano ad essere seguiti è perché sono credibili, perché immagino nel momento in cui dovessero iniziare a dare dei consigli che non trovano riscontro, delle indicazioni diciamo così sbagliate, insomma chiedo conferma in questo senso a Chiara, le cose non andrebbero avanti a girare, insomma. Allora, io non lo so nei termini che io ho fatto sempre una scelta, un po' come la collega, di parlare di qualcosa di cui io realmente credo, che sia legato al territorio e che sia effettivamente nel target del mio blog. Allora spesso magari appunto sono stata contattata da aziende che volevano sponsorizzare delle cose che io non utilizzo, che non ci credo, che non fanno parte del mio territorio, che non rientrano. Mi sembrava un po', con tutto rispetto, porto lo stesso cognome, di fare le veci di Vanna Marchi, no? Per cui di vendere ovviamente un qualcosa semplicemente per creare una fattura a fine mese. E oggettivamente col senno di poi, a livello di business plan e di fatturato nel termine veloce della situazione, non aveva proprio un ottimo beneficio, però a lungo termine questa scelta ha premiato la costanza, la perseveranza, la scelta di targetizzare bene, perché questo porta in definitiva a una tua credibilità, cioè il pubblico che ha imparato a conoscere le tue espressioni di cui parlavo prima e tutto il tuo mondo, sa perfettamente che tu un prodotto diverso da quello che sei, indifferente, si percepisce che è un advertising, che poi oltretutto lo devi anche ovviamente dichiarare, no?
Pertanto, facendo delle scelte accurate, crei fiducia in chi ti segue, ti incomincia a voler bene e tutto sommato dice, vabbè, ma se lei dice che quello è un bel posto, che è una bella cosa, che ha una buona utilità, qualità, insomma, prezzo prodotto, mi fido e vado e provo. Ecco, sentiamo su questo anche Jessica, fiducia, credibilità, ecco, ti riconosci in questi concetti? Sì, sì, sono d'accordissimo, anche perché alla fine non è che una persona condivide solo quello per cui viene magari pagata o rispetto a un prodotto che gli viene regalato. Cioè, di base io condivido parte della mia vita, parte della mia professione, comunque rimanendo sempre fedele a me stessa, quindi raccontando sia ciò che mi viene proposto e che credo che sia conforme a quello che è la mia immagine, sia condividendo anche consigli su prodotti che proprio realmente poi io utilizzo senza essere, diciamo, spinta a provarli. Questo è. E quindi questo insomma conferma di quanto si diceva. Allora, a proposito del raccontarsi, del raccontare di sé nell'ambito di queste professioni particolari, sentiamo un altro contributo di Riccardo Gianni Trapani, che appunto dice che nel suo profilo racconta anche di quelle che sono le sue debolezze. Sentiamo cosa ci ha detto. Avere un profilo pubblico permette di mostrare anche tutte le mie debolezze, i miei errori, i disegni orribili che metto, piuttosto che una volta suonavo anche l'ukulele, quindi le mie stonature. Insomma, tutta una serie di tratti che esulano un pochettino dal mio essere insegnante e che quindi inseriscono il mio privato in un profilo pubblico, chiaramente con dei limiti, nel senso che poi molte cose rimangono mie ed è giusto che rimangano mie. Certo è, come dicevo prima, che usando Twitter in particolare come valvola di sfogo della mia vita personale, parlo spesso anche delle mie paure, parlo dei miei figli, di mia figlia e di mio figlio, parlo della paura che ho come genitore, come compagno, come insegnante e siccome io sono convinto che diciamo, gli inciampi, le debolezze, i piccoli fallimenti quotidiani facciano parte del percorso di crescita, non ho alcun timore a condividerli. Anzi, da questo punto di vista, la matematica è una eccezionale, no? Palestra dell'errore, una palestra dell'inciampo, appunto, io la chiamo spesso così. Facendo matematica è molto molto facile sbagliare e in questo modo può essere un veicolo per imparare da subito, da ragazzi, che l'errore non è un problema se costituisce, come dire, occasione per migliorarsi. Allora, vedo Jessica sorridere, è interessante, no? Il percorso, la riflessione che ci propone il professore. Sì, cioè, è quello che rende una persona autentica, mostrarsi un po' sia nei periodi belli che brutti, in ogni proprio lato, e quindi è molto, molto bello seguire la sua storia, la crescita dei propri bambini, anche i suoi disegni, devo dire. Sì, abbiamo visto anche i suoi schizzi, no? Comparire qua e là. Tornando a quanto diceva, in qualche maniera la vostra professione, la particolarità della vostra professione la fa diventare anche davvero un modo per esprimere voi stessi, per esprimere quello che siete, anche appunto i vostri talenti, le vostre passioni. Sì, diciamo che è inutile per quanto mi riguarda avere tanto seguito se non si ha un vero messaggio da comunicare. Parlo personalmente, io ho iniziato semplicemente mostrando un po' le mie capacità nell'ambito fotografico, la mia passione per i viaggi e questo si è poi costruito e si è trasformato in qualcosa di molto più grande. Quando appunto, come dicevo, ho iniziato non pensavo di arrivare un po' a tutto questo ed è un po' anche il bello
che non è costruito, parla di me proprio per quella che è la mia visione. Io attraverso il mio profilo comunico i miei valori, quelli della mia famiglia, della terra che mi ha cresciuta. Alcuni di questi sono la perseveranza, il lavoro, il sacrificio proprio costante per raggiungere un po' quei traguardi che ognuno di noi si pone nella propria vita. Altri messaggi sono dati probabilmente dal mio essere, la mia personalità, che tende sempre di vedere il bello nelle cose, questo anche quindi mi rende un po' un esteta, diciamo, della mia professione. Allora, abbiamo ancora poco tempo a disposizione. Volevo tornare da Giulio perché la sua esperienza, la sua passione è diventata anche un libro, Sì, giusto? sì, ho avuto la fortuna di collaborare con la Mondadori per creare un libro, Ce l'hai lì vicino a Sì, te? eccolo qui. Mostriamolo questo libro che si intitola... Diario di una vita reale. Ecco, perfetto, perfetto. Cosa racconti? Senza svelare tutto naturalmente, ma cosa racconti in questo libro? Una delle mie serie di YouTube si chiama proprio La vita reale sul videogioco di GTA e questo libro racconta una storia parallela a quella che compare insomma nei video, quindi quella che la gente segue può anche leggere il libro per integrare quella storia con insomma, una cosa molto simile, ecco. È questo, così abbiamo raccontato anche questa parte della storia. Per chiudere, Chiara, un messaggio a chi ancora guarda gli influencer con sospetto. Proprio per chiudere a me, Sì. avete ancora mezz'ora? No, contiamo sulla sintesi questa volta. Ma di non pensare che effettivamente gli influencer siano delle persone semplicemente che utilizzano la visibilità per, come spesso accade, tanti pensano, per andare in viaggio gratis, per fare un'esperienza gratis, perché non è così. E io credo, forse magari ci sarà qualcuno che ancora riuscirà a cavalcare quest'onda, ma le aziende ormai non ci credono più, che dietro c'è un grandissimo lavoro e che se guardano con sospetto, io dico sempre chi critica forse è perché vorrebbe fare lui qualcosa o C'è un po' forse di critica se invidia? Cos'è? stesso. C'è un po' di invidia? Non so se invidia, ma io penso sempre chi critica è come se criticasse se stesso, non lo so, per cui... Vabbè. Però d'altra parte fa parte anche questo del nostro lavoro. Se non avessimo voluto le critiche, se non avessimo voluto ricevere così degli spunti negativi, mettiamolo in questi termini, avremmo deciso probabilmente di fare altro. Per cui ci sta nel bene e nel male, sempre se fatto con rispetto o una critica costruttiva, io almeno personalmente sono sempre pronta ad accettarle. Jessica, chiedo un'ultima battuta anche a te prima di chiudere. Cosa c'è da dire? Mi piace come espone lei. Niente, quello che vorrei io è che ognuno trovasse un messaggio da condividere. Se è vero che c'è quell'invidia, quella voglia di raggiungere grandi numeri, bisogna anche mettersi dal punto di vista un po' di quelli che sono quelli che poi ti andranno a seguire, che vogliono un coinvolgimento vero, che vogliono sentire e vedere storie vere e quindi a me piacerebbe che ognuno proponesse un messaggio positivo nel mondo. Ecco, questo è un bel messaggio, ringrazio Jessica per questo e allora tiriamo un po' le somme di quello che è emerso qui questa sera, perché insomma ci piaceva l'idea di non raccontare nel suo complesso questo mondo, però magari far capire com'è, da chi è fatto, che appunto ci sono dei volti, ci sono delle parole che ci mettono tutto il loro, delle persone che ci mettono tutto il loro impegno e che c'è veramente tantissima passione dietro a quello che fanno. C'è sicuramente molta passione. Io magari chiudo con 10 secondi su un esempio semplice che forse può permettere a persone che non sono molto dentro questo tipo di discorso di comprendere qual è il senso di questo. Mettiamo che ci sia un qualsiasi settore della vita reale, la fotografia, le vecchie macchinette o i vecchi battelli che venivano costruiti con il modellismo, eccetera. Ecco, domani mattina, anzi sicuramente ci sono delle persone che sono delle esperte in questi campi, che mettono in mostra sulla rete questa loro expertise e quindi è ovvio che tutti gli appassionati di questo tipo di cosa, dove lo trovano un contenuto più interessante di un esperto che
che ti fa vedere tutti gli ultimi modellini, che ti prova le cose, eccetera. Cioè, magari è più difficile capirlo nel campo della moda, nel campo dei viaggi, nel campo dei gaming, per chi non gioca con i games. Però in realtà io mi aspetto che gli idraulici si mettano in movimento, perché il mondo dell'idraulica è un mondo eccezionale e sono sicuro che ci saranno molte persone interessatissime a questi contenuti. Insomma, pare di capire che davvero le opportunità siano infinite da questo punto di vista. Insomma, chi ha le idee ha sicuramente anche l'opportunità di dire la sua. Ringrazio allora moltissimo gli ospiti che sono stati in studio con noi, anche chi è stato con noi in collegamento. Grazie a Jessica, grazie davvero per aver deciso di raccontarci le vostre storie. Questo veramente con l'obiettivo di far conoscere un po' di più, un po' meglio questo mondo. Grazie davvero a tutti voi, grazie ai tecnici in regia e a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, arrivederci.